Mai come questa volta questa cerimonia ne ha assunto un significato così grande, così potente, considerato che la parola guerra, che pensavamo di non dover più vedere uscire dalle nostre bocche, invece ci ha toccato da vicino, e oggi è importante che ci siano stati fra di noi gli ambasciatori di Slovacchia, Cechia, ma soprattutto gli ambasciatori dell'Ucraina, che ci ha detto parole di ringraziamento per il nostro appoggio, ma soprattutto perché ci ha detto che la pace è una cosa che dobbiamo continuare a difendere tutti insieme. Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti da parte austriaca a tutti coloro che hanno contribuito al recente abbellimento di questo cimitero. Mi inchino di fronte a questi nobili sforzi e a questi grandi risultati.